C'è il serio rischio che i disagi per nebbia di oggi e di ieri al Marco Polo di Tessera possano essere anche quelli delle prossime ore. Ecco cosa si legge infatti pure oggi sul sito dello scalo aeroportuale veneziano. A causa del malfunzionamento del radar di terra, l'operatività dei voli subirà delle forti ripercussioni. Vi preghiamo, si legge ancora, di monitorare lo status del vostro volo ed eventualmente di contattare la compagnia aerea. Anche questa mattina, infatti, il radar di terra era ancora in riparazione, con il risultato che a causa del malfunzionamento dell'apparecchio e con il miglioramento della visibilità soltanto verso mezzogiorno si è potuto atterrare e decollare quasi con regolarità. Ancora molti infatti i ritardi e le sospensioni nei voli che dovevano essere recuperati. Ieri, a causa delle mancate informazioni, centinaia le persone di ritorno dalle vacanze o peggio in attesa di partire per festeggiare altrove l'ultimo dell'anno, bloccate allo scalo veneziano, che hanno dovuto fare i conti con i disagi causati appunto dal malfunzionamento del radar. Le conseguenze? Sempre le solite, con i voli cancellati o dirottati verso Treviso e con molta gente costretta a trovare riparo in qualche albergo e svegliata poi alle 4 del mattino per essere riportata in aeroporto in pullman. Si auspica il radar venga riparato al più presto.